Il Veneto si conferma leader nel settore aerospaziale italiano, grazie alla partecipazione della rete innovativa regionale aerospaziale Airspace Innovation and Research al progetto Cresciamo Insieme della divisione elicotteri di Leonardo. I risultati preliminari presentati al Farnborough International Air Show sottolineano il ruolo strategico della regione nella filiera spaziale nazionale. Il progetto Cresciamo Insieme punta a sviluppare una rete solida di fornitori italiani per rafforzare la filiera aerospaziale di Leonardo. Il Veneto, tra le prime regioni a partecipare, vede diverse aziende della Rear Air in valutazione come potenziali fornitori di sottosistemi cruciali. La collaborazione con la Regione Veneto ha creato un ecosistema che unisce enti pubblici, università, centri di ricerca e aziende, rendendo il Veneto una delle principali regioni italiane nel settore, con un fatturato di circa 2 miliardi di euro e oltre 5.000 addetti in 65 aziende. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha evidenziato come questa collaborazione stia ritagliando un ruolo significativo per il Veneto nella New Space Economy, un driver strategico per lo sviluppo industriale ed economico della regione. Federico Zoppas, presidente della Rear Air, ha sottolineato la grande partecipazione delle aziende, indicando che le tecnologie sviluppate intorno al tema spazio sono pervasive e abbracciano molti settori, creando sinergie inaspettate. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.